Riprendiamo la linea, ci siamo ritrovati tutti assieme vicino a questa bellissima tavola. Io so che ci sono ancora dei temi che dovrete affrontare, però io comincio subito con Marina per una cosa che non ho avuto tempo di chiedere prima. Componente di servizio che mi sembra fondamentale, attenzione al territorio, non solo per il pomodoro, però io ho visto delle olive taggiasche, dei capperi DOP, quindi tantissima attenzione. Certamente, per noi l'attenzione al territorio è uno dei nostri valori, lo troviamo espresso anche nel nostro marchio. Il territorio italiano offre uno scrigno di eccezionali bontà. Il nostro compito è quello di trasformare queste bontà seguendo tutta la filiera direttamente, quindi dal campo alla tavola dei ristoratori, aggiungendo servizio e quindi dando alla ristorazione un semilavorato che proponga comunque una qualità all'altezza del locale, ma anche in grado di essere personalizzata. E quindi qualità e servizio sono gli obiettivi principali dei nostri prodotti, che trovate qua egregiamente rappresentati. Che i nostri chef, i vostri chef ci hanno preparato. Una filiera quindi che parte dal campo con un'offerta che i produttori hanno allargato negli ultimi tempi. Non parliamo più di un pomodoro solo per la passata o per il pelato, ma ci sono anche altre varietà che ne abbiamo parlato, come i datterini di diverse colorazioni, e anche una componente di prodotto organico, biologico. Sì, parliamo di datterini che in Asipo hanno un'incidenza relativamente bassa perché incidono l'1,6% delle superfici che coltiviamo, però come annualmente ci siamo detti più volte, stanno lentamente prendendo mercato e interesse. Poi abbiamo una componente di pomodoro che non è tipica del nostro territorio ma del sud, che è l'allungato, tipologia allungata, che incide circa l'1,1%, scusa. E di questo programma anche la stessa Greci in questi ultimi anni ha investito su questa tipologia. Il biologico tra Parma e Piacenza, quindi il nord-ovest, incide per circa il 5-6%. Comunque sono tre segmenti che sono in crescita, seppur a percentuali ridotte ma costanti. Quindi tutti gli anni c'è sempre qualche piccolo punto di percentuale o una frazione di percentuale. Sì, poi grazie anche ad alcuni clienti, quali, ripeto, greci, che sono sempre molto attenti a nuove soluzioni, nuovi prodotti, quali i datterini colorati, il pomodoro gialletto, piuttosto che altre tipologie che non sono correnti, stiamo continuando ad investire, a provare e a riproporre. Quindi occorre innovare nel rispetto della tradizione? Beh sì, assolutamente. Di fatto è il nostro compito, il nostro mestiere. Fare le cose facili non ci viene bene. A noi piace e ci vengono bene le cose difficili. Quindi abbiamo iniziato con questi prodotti. Tra l'altro al nord Italia forse è l'azienda che fa più pomodoro lungo e lo trasformiamo appunto in sughi, in polpa, in passate eccetera. Stiamo iniziando il datterino, i pomodori colorati. È un orizzonte che si sta sviluppando, no? E che quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seguire la ricerca genetica, no? E poi applicarla appunto nell'applicazione come abbiamo visto qua, ma attenzione anche nella raccolta, perché poi questi prodotti devono essere coltivati in un certo modo, raccolti in un certo modo, quindi non è una cosa che si ferma lì, ma deve essere tutto una cosa programmata, studiata e poi applicata. Quindi una qualità che parte dal campo. Assolutamente sì, e però io mi chiedo anche, quelli che sono gli utilizzatori dei vostri prodotti, che sono dei professionisti, abbiamo detto, quanto sono attenti e quanto chiedono di questa innovazione? Beh, i ristoratori sono sempre più attenti, anche perché hanno necessità di differenziare e il consumatore finale vuole sentirsi raccontare la provenienza e la lavorazione di ogni prodotto e sempre di più si sta privilegiando il prodotto di origine Italia. La stessa cura che abbiamo messo negli anni nel pomodoro la stiamo ponendo in tante materie prime. I carciofi in primis. Abbiamo oltre 200 ettari di terreni che vengono coltivati solo per greci con le varietà che Ghisoni, il collega, ha selezionato
per le nostre lavorazioni, ma così anche con la zucca violina del nostro territorio, e anche i formaggi nobili dell'Emilia, del Piemonte, compreso il parmigiano, diventano prodotto per la ristorazione, per offrire servizio, come dicevamo prima, qualità, ma legata alla valorizzazione del nostro territorio. Bene, allora io direi che noi qui abbiamo praticamente concluso. È doveroso fare gli auguri di buon anno a tutti, ma soprattutto un augurio e un applauso alla Greci, che in questo 2023 compie 100 anni. Voi applaudite perché io e Claudia abbiamo le mani impegnate. 100 candeline, quindi quasi terminata la puntata, ma inizio d'anno, insomma, poi però non è finita qui, No, non è finita. assolutamente no, perché adesso una breve pausa e poi c'è Gabriella. Gabriella che ci parlerà di mora romagnola a proposito di eccellenze.